L'accattoni sta diventando un assedio nel Veneto, trapelano i primi dati sul monitoraggio avviato dai comuni dell'area metropolitana. Non esiste un racket, sono 500, si muovono continuamente da una città all'altra della regione. Sono divisi in gruppi, ognuno con il loro capo, solitamente a struttura familiare. Vivono l'elemosina come un lavoro e hanno un'organizzazione caratterizzata da una divisione in ruoli. C'è chi si occupa di logistica e chi è specializzato nel cercare i posti migliori per chiedere la carità. Secondo Claudio Donadello, coordinatore del team antitratta del Comune di Venezia e punto di riferimento anche in Europa per la lotta alla prostituzione, siamo di fronte ad un fenomeno nuovo di dimensioni epocali. L'Europa è gravata da 10 milioni di potenziali accattoni. Sono rom della Romania che dopo la caduta di Berlino sono stati cacciati dalle loro case e ora vivono di elemosina. Non chiedono l'integrazione, vogliono soltanto denaro che inviano nei paesi d'origine. Interi distretti della Transilvania vivono di rimesse degli accattoni. Non c'è modo di cacciarli perché sono liquidi. Donadelli invoca politiche intercomunali. Il Veneto deve muoversi compatto. Per questo il vice sindaco Sandro Simeonato ha convocato a Venezia, capofila del progetto di monitoraggio, gli stati generali sull'accattonaggio per maggio, chiamando a raccolta tutti i sindaci del Veneto.